Buongiorno da Leandro Maggi, siamo nel centro Amazon di San Bellino, Castelguglielmo e ho il piacere di essere con i due sindaci, il sindaco di Castelguglielmo Maurizio Passerini e il sindaco di San Bellino Aldo D'Achille. Prima domanda, come ha cambiato la vita dei vostri paesi l'arrivo di Amazon? Diciamo che ha cambiato qualcosa nella struttura della zona industriale perché prima era un deserto, adesso abbiamo addirittura richieste per completarla con un'altra grossissima azienda e questo naturalmente dove c'è sviluppo porta sviluppo e questo è innegabile, quindi diciamo che i problemi per un piccolo paese sono il problema delle pulizie delle strade, della rottura delle strade perché i camion sono molto pesanti, però adesso loro raccogliendo anche l'invito da parte del collega Aldo e mio stanno facendo un posto dove i camion possono andare e possono anche gli autisti poter usufruire dei servizi e di lavarsi anche perché altrimenti era anche un po' disumano che qualche persona stesse lì 4-5 giorni senza nessuna possibilità di ristoro. Di nuovo perché anche lì hanno il loro camion, ci sono dei beni dentro, devono controllarli. Dal punto di vista occupazione, nei vostri due paesi, chiedo al sindaco di San Bellino, avete praticamente in questo momento disoccupazione zero o sbaglio? Bisogna dire che la disoccupazione è tendente allo zero, sì, perché chiaramente chi desidera fare questa esperienza o fare questo tipo di lavoro è chiaro che ha l'opportunità di farla a chilometri zero. Infatti nel mio caso c'è una ciclabile che arriva davanti alla porta e quindi uno può tranquillamente uscire di casa, venire in bicicletta o a piedi per venire a lavorare. Ecco, è chiaro che questo al di là di Amazon in più c'è una questione legata all'indotto che in qualche modo sta dando segnali molto forti, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione e la questione alloggiativa, perché il numero di persone impiegate qui hanno bisogno chiaramente oltre che di mangiare, di dormire e di visitare i nostri territori. Ecco, le case sono di molto aumentate. Ricordo che nel vostro territorio le case erano abbastanza economicamente interessanti. Gli affitti sono effettivamente aumentati anche perché c'è la domanda, è il principio della domanda e dell'offerta. Diciamo che molte case non sono adeguate, quindi rimangono chiuse perché i proprietari vorrebbero vendere, però chi ha la possibilità di affittare fa degli ottimi affari adesso in questo momento. Ecco, l'ultima domanda, l'indotto ha portato un grandissimo beneficio? Secondo me sì, nel senso che l'indotto è chiaramente tutta una serie di situazioni non solo per San Bellino Castelguglielmo chiaramente, ma pensiamo all'Eminara, ma pensiamo anche al capoluogo Rovigo, dove molti giovani chiaramente vanno a vivere durante le varie serate o i fine settimana, perché chiaramente non tutti sono del territorio polesano. Speriamo che qualcuno si innamori del territorio e questo dipende da tutti noi, fare in modo di essere accoglienti in questa direzione, perché il problema dello spopolamento è un problema che ci attanaglia, ma riuscire ad avere giovani che scelgono poi di vivere qui, come abbiamo sentito stamattina, sono oltre 1200 a tempo indeterminato. Chi è a tempo indeterminato è chiaro che può fare scelte un po' più solide rispetto a chi è soggetto a un turnover. Ecco, quindi il fatto che l'azienda nell'accordo che avevamo, che erano 900 posti in 3 anni, ne abbia strutturati invece 1200 in poco più di un anno, a causa anche diciamo di situazioni avverse come la pandemia, che chiaramente ha invitato molta gente ad acquistare online, ma chiaramente per il territorio avere oltre 1200 persone a tempo indeterminato in un'unica azienda è estremamente importante. Quindi può essere tutte e due la firma se arriva un altro Amazon? Io guardi, in questi giorni stiamo trattando una ditta che riempirà praticamente tutta la zona industriale, perché ho un gruppo che ancora si maschera dietro, che vuole fare un'altra logistica esattamente dove finisce il magazzino Amazon fino al colorificio.